Questo quadriennio terminerà con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e non è una cosa che puoi programmare da oggi a domani. Diciamo che il lavoro che è stato fatto finora ci ha dato già dei buoni frutti e dovremo avere 4 ragazzi nuovi che potrebbero correre alle Olimpiadi, che sono il frutto del lavoro svolto dal comitato in questi anni, e mi riferisco alla Anna Comarella, a Elia Barp, Iris De Martin, Franzoni Giovanni, che ha già corso una gara dei mondiali e probabilmente lo vedremo protagonista sicuramente alle Olimpiadi del 2026, ed è un nostro atleta come lo sono tutti gli altri. Questo è quello che abbiamo fatto. Vorremmo migliorare il rapporto con gli sci club se è possibile, anche se è una cosa attinente anche probabilmente più ai campionati, ai presidenti provinciali, comitati provinciali, il rapporto con la base, perché la base deve fornire gli atleti al Comitato Veneto e il Comitato Veneto dovrebbe curare le eccellenze per mandarle poi in federazione, dove la federazione se ne occupa per portarli ad alto livello. Questo è il nostro scopo.